tutto finisce lì. Questo è il centro di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova, che è un pezzo anche dell'Università di Padova, si chiama Vincenzo Gallucci. Vincenzo Gallucci è il signore che nell'85 fa il primo trapianto di cuore in Italia. A lui è dedicato il centro che oggi ho l'onore di dirigere. Quante persone ci sono dentro questo gruppo di eccellenza? Beh, se mettiamo insieme personale medico, personale tecnico, personale infermieristico e anestesisti, all'interno di questo gruppo ci sono più di 250 persone. Tutti quanti noi che veniamo ricoverati in ospedale, nel momento in cui siamo l'anello più debole della società, dobbiamo essere tutelati, e quelle persone, infermieri, medici, tecnici, sono quelli che ci tutelano in quel momento, sono quelli che si prendono cura di noi in quel momento. Qualche tempo fa voi avete inserito un cuore artificiale in un ragazzino che si chiama Michele, che aveva già avuto un trapianto di cuore. L'unica possibilità per lui di sopravvivere all'impianto di un cuore artificiale. Sono stato contattato dai genitori perché sapevano che a Padova avevamo esperienza nell'impianto di cuore artificiale, quindi l'abbiamo appunto trattato impiantando il cuore artificiale. Tutte le cose hanno un valore, professor Gerosa. Quanto è costato, quanto in termini monetari, quello che è stato fatto a Michele? Allora, non è costato nulla alla famiglia, perché naturalmente il sistema universalistico nazionale, questo sistema sanitario nazionale, è un sistema dal mio punto di vista incredibile, nel senso che fornisce a tutti i cittadini, indipendentemente dalla localizzazione geografica, le terapie delle quali quel cittadino ha assoluto bisogno gratuitamente. Se vogliamo invece quantificarlo per quanto è costato ai taxpayers, alla collettività, parliamo di qualche centinaio di migliaia di euro, questo sicuramente. Eravamo andati anche dai